Bentrovati ancora con il telegiornale domenicale di Tele4. Andiamo subito a iniziare con una grave notizia di cronaca, perché sale a 2 il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto ieri lungo la strada statale 14 che collega Sistiana a Trieste, oltre alle circa 10 persone coinvolte nel sinistro. Dopo la prima vittima, il tassista, stamattina è deceduto anche il conducente della Mercedes, una delle 4 auto coinvolte nel sinistro. Si tratta di un uomo di 70 anni. Era ricoverato ieri in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni inizialmente stabili e interessate soprattutto per quanto riguarda una frattura al bacino, sono invece peggiorate progressivamente nel corso della notte, presumibilmente a causa di emorragie interne. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto nella notte nel reparto di rianimazione. La Mercedes era diretta a Trieste e probabilmente a causa dell'elevata velocità ha perso il controllo del mezzo andando a invadere la corsia opposta di marcia. L'impatto frontale è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al tassista Roberto Burigato di 54 anni. Non sono state invece ancora diffuse le generalità della seconda persona deceduta, l'uomo alla guida della Mercedes, che purtroppo ha causato l'incidente mortale. Dopo il sinistro all'uomo, il conducente del veicolo Mercedes, è stato anche effettuato l'alcol test e naturalmente si attendono gli esiti di questo test anche per chiarire eventuali concause nel incidente che ieri ha determinato il blocco sostanzialmente totale del traffico in quell'arteria e problemi ovviamente sulla strada costiera e sul Carso. Proseguiamo con la cronaca. Massacrato di botta alla testa nel corso di una rissa tra stranieri in un appartamento del rione di San Luigi a Trieste, in via Biasoletto. La vittima è finita all'ospedale di Cattinara per un grave trauma cranico con emorragia. L'aggressore, in possesso anche di un coltello, è stato fermato dalla squadra mobile della questura. A un certo punto addirittura una ragazza è tornata a casa e si è trovata uno straniero disteso per terra, tutto insanguinato, che non rispondeva, davanti proprio alla porta di casa. E ovviamente ha preso paura, abbiamo richiamato la polizia, l'ambulanza, l'hanno portato via. E questa è la scena che si è trovata di fronte una donna che risiede nel condominio in via del Biasoletto 2 nel rione di San Luigi, un rione peraltro non toccato da fatti violenti da molto tempo e in particolare nell'ultimo periodo ritenuto assolutamente tranquillo. Il tutto è scaturito da un appartamento in cui si danno appuntamento una decina di stranieri quasi giornalmente e non mancano le urla e le liti. Ieri sera però la situazione si è fatta seria, già alle 7:30, 8 di sera una prima lite furibonda, poi poco prima di mezzanotte sono volate botte da orbi, in particolare al capo di uno di questi giovani stranieri che è finito a terra esanime sulle scale del condominio ed è stato necessario l'intervento d'urgenza di un'autoambulanza che lo ha ricoverato all'ospedale di Cattinara con forti traumi cranici e un'emorragia in corso. Perché comunque è stato un grande spavento vedere anche banalmente il sangue sulle scale e poi sapere cos'era successo a casa nostra, proprio perché è successo proprio nelle scale di casa, no? Ed è stato comunque abbastanza, cioè poteva trasformarsi ancora di più in una tragedia se venivano coinvolte altre persone, perché non si sa mai cosa poteva succedere, quindi è andata anche bene in realtà. La squadra mobile ha già messo le mani sull'aggressore, un uomo che peraltro era armato anche di coltello e l'ha trasferito in questura per gli accertamenti del caso. L'uomo ricoverato all'ospedale di Cattinara per fortuna non rischia la vita, ma i traumi al capo, i traumi cranici sono del tutto seri. Allora, questa mattina alle ore 7 si sono ricostituiti i seggi, ricordiamo che si vota sino alle ore 23, andiamo a vedere i dati dell'affluenza che sono diversi ovviamente tra amministrative e elezioni europee. L'affluenza alle ore 12 di oggi, domenica 9 giugno, per le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, 114 comuni al voto e di 30,88% tra i comuni che debbono eleggere il sindaco. Ricordiamo per esempio Grado, San Dorigo della Valle d'Olina, Morrupino e Sgonico. Ricordo che i dati vengono forniti dal servizio elettorale della regione e sono consultabili sul sito ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda invece le elezioni europee,
europee, alle 12 in Friuli Venezia Giulia ha votato il 25,28% degli aventi diritto. Secondo i dati diffusi dal Viminale pubblicati sul portale Eligendo, l'affluenza maggiore si registra nella provincia di Gorizia, 28,5%, seguono nell'ordine Udine 26,4%, Pordenone 23,6%, Trieste 23%, quindi l'area provinciale, quella di Trieste, in cui al momento si è votato di meno per le europee. Nel 2009, le ultime europee in cui si votava in 2 giorni, alle 12 in Friuli Venezia Giulia aveva votato il 31,4%, quindi 6 punti percentuali in meno per le europee rispetto all'ultima consultazione su 2 giorni. Vi ricordo, seggi aperti, oggi fino alle ore 23 si va allo scrutinio subito per le europee, domani invece lo scrutinio per quanto riguarda le comunali. Tele4 seguirà con servizi e approfondimenti tutta questa tornata elettorale. Ieri la nostra Laura Buccarella è stata all'ufficio elettorale del Comune di Trieste, dove si lavora a sprombattuto in queste giornate e nelle settimane precedenti. Per tutta l'apertura delle votazioni, che lo ricordiamo per tutti, dalle ore 15 di questo pomeriggio fino alle 23 e domani domenica dalle ore 7 alle ore 23, gli uffici ininterrottamente rimarranno aperti per il rilascio dei duplicati o nuovi rilasci di tessere elettorali. La scorsa settimana abbiamo avuto già un buon numero di tessere elettorali rilasciate, oltre le 300, questa settimana, esclusa la giornata di oggi, già 1200, quindi vediamo come da una settimana all'altra l'incremento ci sia stato. Macchina a pieno regime all'ufficio elettorale del Comune di Trieste, aperto per tutta la durata delle votazioni dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani, dove è possibile ricevere una nuova tessera elettorale in caso di smarrimento, deterioramento e esaurimento degli spazi. E le giornate clou di vero e proprio superlavoro per il personale addetto sono proprio quelle dedicate al voto. Il personale è numeroso, gli sportelli sono tali da poter supportare adeguatamente tutte le richieste dei cittadini. Quindi anche per i ritardatari, insomma, è ancora possibile avere la tessera elettorale. Anzi, appunto, affrettatevi per coloro che appunto sono intenzionati almeno a fare la richiesta, visto che appunto c'è tempo fino alle 23 di domani. Ecco. Non aspettiamo però chiaramente l'ultimo momento, perché deve esserci anche poi il tempo di potersi recare in seggio, ecco, per poter votare. Tra le novità di quest'anno, oltre all'inedita votazione anche al sabato pomeriggio, c'è l'allestimento di un seggio speciale, il 400, destinato agli studenti fuori sede, collocato al piano terra del Palazzo di Passo Costanzi che ospita l'ufficio elettorale. Tanti studenti che risiedono qui a Trieste, quindi domiciliati qua a Trieste per motivi di studio, potranno per la prima volta, e ne abbiamo anche tanti perché circa 500 hanno presentato domanda secondo la normativa in tempo utile, potranno votare per la prima volta per i propri candidati, quindi della propria circoscrizione. In questa occasione è stato allestito, come prevede la norma, un seggio ad hoc. Già da oggi e anche dopo il termine delle votazioni alle 23 di domani, l'ufficio elettorale è in moto per gestire le operazioni di allestimento dei seggi con tutto l'esercito di presidenti e scrutatori e poi per lo scrutinio vero e proprio. E i seggi appunto elettorali dopo le 23 inizieranno immediatamente lo scrutinio che poi con tutto il materiale verrà consegnato al Palachiarbola, che è una struttura che è stata allestita appositamente per ricevere tutto il materiale dei seggi. Parte di quel materiale poi proseguirà per il Tribunale per le operazioni di determinazione poi dei risultati, quindi presso il Tribunale di Trieste e poi per la Corte d'Appello di Venezia. Bene, allora proseguiamo. La galleria Carso del raccordo autostradale resterà chiusa in direzione Trieste a partire da stasera a mezzanotte a causa di lavori urgenti dell'ANAS. Ciò rimarrà come chiusura fino a sabato 22 giugno compreso. Galleria Carso in direzione Trieste chiusa a partire da stasera a mezzanotte e per 2 settimane, fino a sabato 22 compreso. L'ANAS deve provvedere con un intervento di manutenzione degli impianti situati all'interno del tunnel. La chiusura al traffico comporterà per tutti l'obbligo di uscita a Padriciano, utilizzando lo svincolo posto poche centinaia di metri prima dell'ingresso della galleria, con rientro sulla statale 202 all'altezza dell'abitato di Cattinara. Dunque si scende attraversando il cosiddetto bivio ad H, come si faceva
nasceva prima che l'importante infrastruttura viaria fosse realizzata. Probabile dunque che si assista a qualche intasamento in zona in considerazione del flusso di mezzi pesanti provenienti dall'Isert in direzione Trieste e in particolare verso il porto, che torneranno a incolonnarsi sulla cosiddetta camionale. L'unica eccezione al divieto riguarderà i mezzi di emergenza e di soccorso. L'ANAS ha deciso di eseguire in questo periodo i lavori di manutenzione perché ritenuti non rinviabili. A questa situazione in autostrada si sommerà poi sul Carso anche il cantiere aperto da giovedì nella zona del centro Lanza di Prosecco, dove verrà realizzata la nuova rotatoria. Anche in questo caso sono previsti rallentamenti per la presenza di operai e mezzi da lavoro sulla carreggiata. Una zona questa molto più frequentata del solito, poiché si tratta dell'ultima uscita utile in direzione Lisert per raggiungere Sistiana, dove FVG Strade sta provvedendo invece alla ristrutturazione urgente del cavalcavia. Allora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale sugli ultimi aggiornamenti, traffico, viabilità e ovviamente il gran lavoro che si sta facendo per il concerto di Max Pezzali questa sera ore 21 a Rocco, attese 24.000 persone. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei telespettatori, come ha detto bene lei, super lavoro oggi comunque per le nostre pattuglie, previsti vari divieti di cui avevo già appunto parlato in data di ieri, il divieto di transito ora istituito dalle ore 12 e fino alla 1, scusi, del 10 e comunque fino a cessate necessità. Sono state già effettuate alcune rimozioni, ma devo dire che la popolazione ha risposto in modo molto buono, nel senso che non c'erano tante rimozioni da fare, quindi da quel punto di vista è andata abbastanza bene. L'unica cosa, ci sono i varchi presidiati da nostro personale. Informo che anche sono stati chiusi gli svincoli, ricordo, di Valmaura, quindi entrata e uscita dall'ANAS appunto per questa occasione. Poi sempre per questo relativo al concerto, magari per qualcuno potrebbero servire queste indicazioni, che per quanto riguarda i percorsi dei bus delle linee 8 e 10, allora la linea 8 transita sulla Svevo, sulla Baia Monti, Istria Flavia, poi in Piazzale Cagni dove c'è inverte la marcia e poi fa capolinea in Piazzale Valmaura. Mentre per quanto riguarda la linea 10 parliamo di Istria, Flavia, il capolinea davanti al Pala Trieste e poi prosegue verso Cagni dove invertirà la marcia e riprenderà il normale percorso verso la via dell'Istria. Questo per quanto riguarda il concerto, e da dire ancora già in atto dal giorno 6, comunque lo ricordo, e per chi dovesse entrare, cioè prendere il raccordo in direzione di Venezia, e c'è una chiusura della rampa di Fernetti in direzione appunto di Venezia. I veicoli vengono deviati poi sulla careggiata in direzione Trieste con un'uscita, una deviazione a Trebicciano sulla SP 35 fino a Prosecco, dove poi si potrà effettuare il rientro sulla raccordo 13. E guardi, altre cose a parte il concerto e questa cosa non avrei da riferirle, le restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Mastracchio per questi ultimi aggiornamenti. Chiedo alla regia, se possibile, di passare direttamente al servizio della Pallacanestro Trieste, l'ultimo in scaletta, perché questa mattina siamo stati al Pala Trieste in vista della finale gara 3 di domani. Trieste sul 2-0 con Cantù, se vince domani sera è in A1, torna in A1 a un anno dalla retrocessione. Sold out il Pala Trieste. Maxi schermo a Rocco, abbiamo sentito il GM Michael Arcieri. Sessione di tiro e video di preparazione alla partita, abbracci e sorrisi sotto canestro. Si respira un'aria di attesa piena di speranza al Pala Trieste alla vigilia della gara 3 di finale promozione con Cantù, che potrebbe già regalare la massima serie ai ragazzi di coach Christian. Biglietti esauriti, mega schermo a Rocco sotto la curva Furlan e un'atmosfera carica di entusiasmo per spingere la Pallacanestro Trieste all'impresa. Sì, sicuramente c'è un ambiente, un'ansia, tra virgolette, per domani. La cosa che noi come squadra dobbiamo fare è un po' dimenticare tutta questa energia, ma concentrare su Cantù, che sicuramente giocherà una partita con spalle al muro, diciamo, fortissimo. Allora ancora c'è lavoro da fare, dobbiamo restare concentrati. Parliamo però di questo percorso playoff fin qui.
8 vittorie, 0 sconfitte, 6 partite vinte in trasferta. Era qualcosa di quasi impensabile. Abbiamo sempre pensato, come abbiamo parlato nel passato, che fiducia è una cosa strana e importante. Abbiamo cominciato contro Rieti a giocare bene al completo e sai, dopo una vittoria in trasferta a Torino i ragazzi hanno capito che ok, forse c'è qualcosa, dobbiamo concentrare sulle cose. La difesa è stata veramente brava, allora sì, nessuno ha indovinato 8 consecutive, non pensiamo di queste cose, solo che dobbiamo entrare ogni partita giocando il migliore pallacanestro che possiamo fare e allora siamo qui. Quello che ha colpito di più in questi playoff è stato l'approccio alle partite, le ultime 2 di Desio veramente perfetto, e la capacità di Trieste di andare a rimbalzo con tutta la squadra, ogni volta mettendo in difficoltà l'avversario sotto canestro a rimbalzo e quindi magari procurando secondi tiri. Sì, ma come rimbalzi abbiamo visto tutto l'anno che è stato il nostro calling card, marchio, non so come si dice, però sicuramente abbiamo concentrato specialmente con Cantù che ha taglia, che va al tabellone, e Jamie nella squadra ha preparato settimane parlando del fatto che dobbiamo andare lì. Ogni volta abbiamo visto anche nelle 2 partite, specialmente gara 1, che hanno preso 16 mi sembra rimbalzi in attacco, allora è stato un punto di riferimento e concentrazione che abbiamo fatto meglio in gara 2 e domani sera dobbiamo fare anche meglio perché sicuramente loro manderanno 12 giocatori al tabellone durante la partita. Domani Palla Trieste sold out, maxi schermo all'esterno, qual è il tuo messaggio che vuoi dare ai tifosi, a una città che si sta stringendo attorno alla squadra? Sì, è sempre stato lo stesso messaggio che abbiamo detto un mese fa, che senza la città, i tifosi non possiamo fare le cose che vogliamo fare. Abbiamo visto in questi mesi che i tifosi sono con noi strettamente, è stata una cosa bellissima, importantissima e sicuramente se vogliamo vincere domani sera abbiamo bisogno di tutta l'energia della città, di 7.000 qualcosa tifosi, anche speriamo 7 a 6 al Rocco, allora è stato fondamentale come abbiamo detto sempre. È tutto per questo telegiornale, ci rivediamo questa sera alle ore 19:30, TG Serale domenicale di Tele4, restate con noi.